Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania migliaia di immagini e video pornografici nel PC di impiegati, professionisti e pensionati, operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia online, 4 arresti. A Partinico spunta l'ombra della mafia sull'omicidio dell'allevatore Vito Lipuma, freddato da un killer. Maltempo, comuni in allerta per mareggiate, pioggia e vento attesi per l'inizio della prossima settimana. Per gli esperti l'area più colpita sarà la costa ionica. A Palermo l'oratorio della discordia, i bambini che giocano disturbano, i vicini ottengono risarcimento, l'arcidiocesi si riconosca il suo valore sociale. Catania maxi bonifica a San Berillo, oltre 15 tonnellate di spazzatura rimosse da via Garro. E dopo i lavori di restauro a Catania riapre al culto la chiesa di Sant'Agata al Borgo, punto di riferimento del quartiere. Calcio Serie B, il Palermo domani sfiderà lo Spezia al Barbera, dubbi in difesa per Inzaghi che dovrebbe confermare la formazione schierata a Mantova. Serie C, dopo l'ufficializzazione di Ponzi, il Catania guarda al Monopoli, prossimo avversario, ballottaggio in attacco per Toscano, impegni casalinghi per Trapani e Messina. Bentrovati, operazione contro la pedopornografia online a Catania, 4 le persone arrestate, sentiamo Emanuela Corsi. Impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile con un'età compresa tra i 50 e i 70 anni. Sono i profili delle 4 persone arrestate in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Catania per detenzione di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Etnea. Il provvedimento è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Durante le perquisizioni gli investigatori hanno trovato e sequestrato nel computer utilizzato da uno degli arrestati decine di migliaia di file illegali, immagini e video pedopornografici. L'indagine di oggi, coordinata dalla Procura di Catania, conferma l'attenzione costante da parte della Polizia di Stato nel contrasto della pornografia minorile online. In particolare la bontà di una sinergia tra associazioni internazionali ed un costante monitoraggio della rete da parte dei nostri operatori. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online che, grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati strumenti investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. Una sola arma ha ucciso l'allevatore di Partinico Vito Lipuma, assassinato mercoledì nelle campagne di Borgo Parrini. Lo ha stabilito l'autopsia, un omicidio sul quale spunta adesso l'ombra della mafia. Manlio Viola. Si fa strada la pista che porta all'ombra della mafia nelle indagini sull'omicidio di Vito Lipuma, l'allevatore di 73 anni assassinato mercoledì scorso nelle campagne di Partinico, poco distante dal noto Borgo Parrini. L'autopsia svolta ieri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo ha accertato che tutte le ferite sono state provocate da un'unica arma, una calibro 38. Il killer dunque era soltanto uno, almeno quello che ha sparato. 2 i colpi risultati mortali, ma ci sono altre 3 ferite più superficiali che non sarebbero state mortali, 5 colpi in tutto. Intanto gli inquirenti continuano ad ascoltare i vicini di terreno di Lipuma e i coltivatori della zona, con i quali l'uomo ucciso aveva avuto contrasti anche violenti per accuse di sconfinamento del suo bestiame che avrebbe danneggiato le coltivazioni. Ma le indagini della squadra mobile di Palermo, coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, delegato alle inchieste riguardanti Cosa Nostra di Palermo e provincia, sembrano dunque indirizzarsi chiaramente al contesto degli equilibri mafiosi. Sarebbe in quell'ambiente che il delitto dell'uomo sarebbe maturato, stato deliberato ed eseguito. Arriva il maltempo e in Sicilia scatta l'allerta preventiva. Tra lunedì e martedì previste abbondanti piogge, ma i rischi maggiori potrebbero arrivare dalle mareggiate. Piano di sicurezza predisposto al Comune di Catania, non si esclude l'interdizione al traffico del lungomare. Tonino De Mana.
Pioggia ad intermittenza, il sole che fa capolino tra le nuvole minacciose all'orizzonte che non promettono nulla di buono. Ancora una volta sarà un'Italia spaccata in due, con il nord alle prese, con importanti precipitazioni nevose, e le isole maggiori che stanno per essere investite da una perturbazione di origine atlantica e da un ciclone proveniente dall'Africa. Si susseguono le riunioni di protezione civile, regionale e comunale, con i sindaci, specie dei comuni della fascia ionica, allertati e mobilitati. Abbondanti precipitazioni si prevedono tra lunedì e martedì, anche se per avere un quadro preciso della situazione sarà necessario attendere almeno altre 12 ore, visto che l'eccezionale ondata di maltempo potrebbe impattare e in parte esaurirsi nel canale di Sicilia e quindi in mare aperto. Di sicuro bisognerà prestare molta attenzione alle mareggiate. A Catania in queste ore si lavora per predisporre un piano di sicurezza che potrebbe prevedere anche l'interdizione al traffico del lungomare e di parte del viale Kennedy alla Playa. Delle mareggiate così alte sono degli eventi abbastanza anomale, quindi stiamo valutando insieme anche di poter eventualmente attivare il COC, il comunque coordinamento operativo comunale, e siamo in stretto contatto, in sinergia con tutte le forze che possono in questo modo essere collaborative. Avremmo da attuare tutto quello che sono degli avvisi per sollecitare e sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto nelle zone dei villaggi a mare. Si raccomanda prudenza, che in questi casi non è mai troppa. Il divieto massimo dei mezzi a due ruote, ripeto, tenteremo di capire se sul litorale magari la viabilità avrà sicuramente delle modifiche, ma questo non è un allarme, stiamo solo parlando di prevenzione. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti prudenti e responsabili. E continua a far discutere a Palermo la vicenda dell'oratorio. I bimbi disturbano giocando e la parrocchia è stata condannata a risarcire i vicini. Per l'arcidiocesi l'oratorio è uno spazio fondamentale di crescita, inclusione e socialità, e anche il sindaco La Galla dice uno spazio educativo importantissimo. Emanuela Corsi. C'era una volta l'oratorio, luogo di aggregazione e di crescita per tanti bambini, dove le madri per generazioni hanno portato i figli per socializzare e giocare in uno spazio sicuro. A Palermo però non tutti sono di questo parere. Per i residenti di Via Parlatore, l'oratorio della parrocchia Santa Teresa del Bambino di Gesù è un disturbo per la quiete, per i troppi schiamazzi. Dopo 11 anni di contenzioso giudiziario, perizie, testimonianze e tentativi di conciliazione, a mettere la parola fine alla lunga querelle è il Tribunale di Palermo, che ha dato ragione ai vicini. La parrocchia dovrà risarcire 45.000 euro per il disturbo arrecato agli abitanti dell'edificio attiguo. Sulla vicenda è intervenuta l'Arcidiocesi di Palermo, che con rammarico ha sottolineato la funzione educativa, sociale e preventiva dell'oratorio, che da decenni costituisce per bambini e ragazzi uno spazio fondamentale di crescita, inclusione e socialità, soprattutto in un contesto urbano povero di luoghi di socializzazione. Le attività ludiche e sportive, ha aggiunto la Curia, sono sempre state concepite non come fattore di disturbo, ma come strumenti di aggregazione e di formazione umana e cristiana. Nel corso degli ultimi anni, la comunità parrocchiale ha cercato di adottare misure volte a ridurre i disagi segnalati dai residenti. Il mancato raggiungimento di un accordo condiviso è motivo di rammarico per tutti. E Antonio Tajani continua il suo tour in Sicilia, oggi a Palermo. Il vice premier, leader di Forza Italia, ha partecipato a una manifestazione del suo partito. Sentiamo Marco Gullà. Prima l'incontro con il governatore Renato Schifani, poi la convention di Forza Italia al Teatro Politeama. Queste le tappe della giornata palermitana del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. Tajani e Schifani hanno definito i termini dell'accordo per rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese siciliane, poi al Politeama per la manifestazione di Forza Italia. Tajani conferma che in questo momento Schifani va verso la ricandidatura a presidente della regione. Dobbiamo preoccuparci di governare la regione bene, i risultati economici sono positivi, pensa all'incremento del PIL che è superiore all'incremento del PIL nel resto del paese, quindi vuol dire che questa amministrazione regionale sta facendo il proprio dovere, sta lavorando bene. Tajani affronta anche il tema sicurezza, lo fa dopo l'uccisione di un ragazzo in una scuola alla Spezia e in una città, a Palermo, dove da mesi gli episodi di violenza sono quasi all'ordine del giorno. La sicurezza è una priorità per tutto il governo. Non c'è qualcuno che vuole più sicurezza e qualcuno che vuole meno sicurezza. Finché non ci saranno più poliziotti, più carabinieri e più finanzieri, Strade Sicure dovrà rimanere
in vita, dovranno esserci sempre militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che contribuiscano alla garanzia della sicurezza. Sulla richiesta di arresto della procura di Caltanissetta del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, Tajani ha detto: non c'è una questione morale in Sicilia, se ci sono delle persone indagate che poi verranno condannate perché hanno commesso delle cose in contrasto con la legge, ne subiranno le conseguenze. A Catania, a distanza di pochi giorni, la Polizia di Stato ha eseguito una nuova attività di controllo nei quartieri Librino e San Cristoforo. In Viale della Concordia è stata rimossa una struttura abusiva. Il titolare di un chiosco, già sanzionato in passato, non solo aveva occupato lo spazio pubblico senza averne alcun titolo, ma si era anche appropriato di uno spazio deputato alla libera fruizione dei pedoni. E sempre a Catania, maxi bonifica a San Berillo, oltre 15 tonnellate di spazzatura sono state rimosse da via Garro. Le nostre telecamere nei giorni scorsi vi avevano mostrato e denunciato lo scempio. Tonino De Mano. Com'era? Com'è? Ecco le immagini che ci piace vedere e mostrare con le ruspe in azione per rimuovere montagne di rifiuti che addirittura non consentivano il passaggio dei pedoni in via Garro nel centro storico di Catania. Lo avevamo documentato e denunciato nei nostri servizi DG con i vertici di Gema da noi interpellati che attendevano il via libera per la mancanza di un certificato che doveva analizzare la tipologia dei rifiuti. Ottenuto l'ok, mezzi grandi e piccoli si sono addentrati nei caratteristici vicoli di San Berillo per bonificare l'area in questione ed eliminare lo scempio. Secondo fonti Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'8 centro, sarebbero 15 le tonnellate di spazzatura rimosse in 2 giorni di intenso lavoro. Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco ed assessore all'ecologia Massimo Pesce, secondo cui la grande bellezza si è finalmente riappropriata di uno degli angoli più suggestivi di Catania. A Catania, dopo i lavori di restauro e risanamento conservativo, rimossa l'impalcatura, è stata inaugurata la chiesa Sant'Agata al Borgo, uno dei luoghi più significativi e monumenti religiosi del quartiere. Oltre al recupero estetico, vediamo la facciata dell'edificio tornare ai colori originari. Questo progetto ha anche un forte valore sociale. La chiesa di Sant'Agata al Borgo è infatti da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, un luogo di culto e di incontro che ha contribuito a definire l'identità del quartiere. Dopo la benedizione dell'arcivescovo Luigi Renna è seguito il convegno Restituire bellezza e custodire memoria. Ma sentiamo adesso il commento dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna. Il servizio. Sentiamo l'arcivescovo Luigi Renna. Si è intervenuto sui tetti e sulle facciate di questa chiesa che avevano bisogno di essere recuperati, in vista poi anche di un restauro degli affreschi all'interno. Si tratta di una delle chiese più belle di Catania, nell'antico borgo, è uno splendido barocco, molto sobrio ma molto armonioso nelle forme e nei colori. Devo ringraziare da questo punto di vista sia la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, dalle cui risorse versate dai contribuenti con l'8 per 1000 abbiamo potuto attingere, sia Padre Enzo Fatuzzo e tutta la comunità parrocchiale di Sant'Agata al Borgo che ha messo la sua parte dimostrando responsabilità e generosità. Adesso una breve pausa, tra poco. Parliamo di spettacolo, applausi anche a scena aperta per Penelope, lo spettacolo scritto e diretto da Luana Rondinelli con Ester Pantano che mette in scena un personaggio diverso rispetto a quello tradizionale che decide di ribellarsi alla sottomissione scegliendo la libertà. È andato in scena al Teatro Massimo di Siracusa. Francesco Aloi. Che inganno, l'amore, che invano cerca di correggere gli sbagli. Ma come possiamo accettarli? Una Penelope che si ribella, che rivendica la sua libertà di essere donna. Una Penelope che decide di lasciarsi tutto alle spalle, anche il marito Ulisse. A portarla in scena a Siracusa è la catanese Ester Pantano. Sono sveglia! Brava! Allora alzati che devi venire con me
notte. Una donna non è un oggetto di compagnia, non è un comodino, non è un animale che possiamo decidere di adottare. La voglia di ricominciare, il coraggio di cercare la propria strada senza farsi condizionare da altri. Un racconto scritto e diretto da Luana Rondinelli che diventa viaggio, con Itaca che potrebbe essere la Sicilia dei giorni nostri. Dico sempre che questo testo, nonostante si riferisca a un dramma epico, a qualcosa che sembra così lontano da noi, così distante, e invece tratta temi assolutamente attuali. Ci sono certi passaggi che non mi sono chiari. Eppure ci su, Penelope, accadono. Quello che risalta è anche l'accento tipico della nostra terra, che dà un tocco di comicità. E poi ci sono loro. Che nulla potrà lasciare. Non lo sarà per caso. Non dimenticare la passione. Ciò che tiene sveglio il cuore. Ma la condizione di Penelope forse non è del tutto superata, anzi, per questo la sua forza può diventare modello per ogni donna, per farsi valere. Vieni con me, dai, prendi le tue cose, andiamo! Stefania Auci presenta il suo ultimo libro, L'alba dei leoni, terzo capitolo della saga dei Florio. Ascoltiamola nell'intervista di Luca Ciliberti. Stefania Auci, terzo capitolo della saga dei Florio, L'alba dei leoni, che cos'è? È un testo in cui mi sono presa la libertà di raccontare Florio prima dei Florio, libertà relativa in realtà, perché ci sono delle porzioni che è vero sono romanzate, ma delle porzioni che hanno dei precisi addentellati storici. Noi conosciamo Ignazio, Paolo, Vincenzo, non conosciamo le donne dei Florio, chi sono? Sono donne calabresi, appunto, quindi molto forti, donne del sud, che non si fanno mettere letteralmente i piedi in testa da nessuno, che lottano per la propria realizzazione personale, pure all'interno di un alveo familiare ben determinate. Sono creature con una grandissima forza d'animo che poi le mette in condizioni di affrontare anche prove molto pesanti. Il libro è uscito giorno 13, sì. Andrà in giro in tutto il mondo? Intanto ci accontentiamo dell'Italia, poi vediamo il resto. E Stefania Auci sarà presente, ospite nella trasmissione Il Punto, ci ha raggiunto Luca Ciliberti, di cos'altro parlerete? Parleremo ovviamente di politica, buongiorno Adelaide, buongiorno ai telespettatori, parleremo di Aula che è tornata a riunirsi, insomma ci sono gli enti locali che diciamo, hanno la riforma in atto, poi parleremo ovviamente di quello che è successo, l'emendamento cosiddetto fake del deputato Lavardera che ha scombussolato, ha messo in subbuglio tutta l'Aula e anche ovviamente le istituzioni regionali, lo spiegheremo meglio, poi ci saranno collegamenti con Caltagirone dove ci sarà Cateno De Luca che sta lanciando in queste ore il suo nuovo movimento. Tra gli ospiti ci saranno i deputati regionali Luigi Sonseri, appunto Cateno De Luca, ci sarà Fabio Mancuso di Grande Sicilia, poi insomma giornalisti, ospiti e ovviamente tutto quello che fa della nostra trasmissione, insomma un punto di riferimento per la politica. Abbiamo realizzato proprio ieri un'intervista con il ministro Tajani che parla di Forza Italia, parla delle liti anche all'interno di Forza Italia, ve la faremo ovviamente sentire all'interno della trasmissione. Grazie Luca, come sempre dunque puntata super ricca, vi ricordiamo è proprio subito dopo questo nostro telegiornale. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà lo Spezia. Poyampalo non è al top ma ci sarà. Un solo dubbio in difesa per Inzaghi. Marco Gullà. Cancellare la delusione di Mantova e ripartire sgommando. Il Palermo domani al Barbera, nel posticipo pomeridiano contro lo Spezia, vuole anche approfittare dello scontro diretto tra Monza e Frosinone. Una vittoria contro i liguri permetterebbe ai rosanero di rosicchiare comunque punti verso l'alta classifica. C'è un dubbio legato alle condizioni di Poyampalo. Il finlandese non è al top, ma stringerà comunque i denti e domani ci sarà. Inzaghi è orientato a confermare la stessa formazione schierata a Mantova anche per la sfida contro lo Spezia. Non dovrebbero esserci particolari novità. L'unico indisponibile è l'ultimo arrivato Magnani. Il difensore sta proseguendo il percorso di recupero dall'infortunio rimediato nell'ultima gara disputata con la Reggiana e dovrebbe tornare a disposizione soltanto a fine gennaio. In avanti quindi conferma per Vasic e Palumbo a supporto di Poyampalo. In difesa resta aperto il ballottaggio sul centro-destra con Peda favorito su Beresischi. Nessuna novità prevista al centrocampo. Pierozzi e Augello dovrebbero continuare a presidiare
passare alle fasce laterali, mentre Segre e Ranocchia vanno verso la conferma al centro. Lo Spezia di Donadoni in avanti con Artistico e Di Serio ha bisogno di punti. Fischio d'inizio alle 17:15. E adesso il Catania, dopo l'ufficializzazione di Ponzi, secondo rinforzo in casa rossazzurra nel mercato di gennaio. Adesso si guarda al Monopoli, prossimo avversario. Ballottaggi in attacco per Toscano. Marco Carli. Di nuovo in Puglia, la seconda trasferta del 2026 vede i rossazzurri a Monopoli dopo il pareggio di Foggia e la vittoria casalinga, l'ennesima con la Cavese. Intanto sul mercato ufficiale l'ingaggio di Ponzi, confermati 2 anni e mezzo di contratto fino al giugno del 2028. Il difensore esterno classe 2001, cresciuto nella Fiorentina e negli ultimi anni a Modena in B, resterà a Catania ad allenarsi e dopo la partita di Monopoli si aggregherà al gruppo, come Miceli. Dalla prossima settimana si tornerà a parlare delle trattative, soprattutto quella per il centrocampista. Intanto la squadra si concentra sull'avversario, sesto in classifica e reduce da 3 vittorie consecutive. Toscano senza Di Gennaro metterà Allegretto al centro della difesa, rientra Celli e fra i disponibili Ierardi, anche se non per partire dal primo minuto. Ballottaggi davanti con Caturano e Bruzzaniti che scalpitano e con Lunetta che si è allenato in gruppo venerdì e Forte, entrambi protagonisti principali del girone d'andata. Scelte che non preoccupano Toscano, testa al Monopoli con la volontà di sfatare quella che il tecnico considera una falsa convinzione. Dà fastidio il fatto che si possa pensare che questa squadra sia una squadra diversa in casa e fuori casa, che non è vero. È una percezione solo ai fini dei risultati. Domani impegni casalinghi per le altre 2 siciliane di Serie C, Trapani al Provinciale contro il Sorrento, Siracusa al De Simone contro l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. La parte migliore di Trapani e Siracusa è rimasta il campo e l'arrivo del weekend regala un sorriso alle 2 tifoserie mortificate dalle rispettive vicende societarie. La situazione più critica, non solo per la classifica, è quella del Trapani che domenica riceve al Provinciale il Sorrento. Alle 2 precedenti penalizzazioni potrebbe aggiungersene un'altra che sarebbe fatale per i colori granata. Se ne saprà di più nell'udienza del prossimo 22 gennaio. C'è aria di smobilitazione, come dimostrano le continue cessioni per alleggerire il monte ingaggi. In un quadro desolante, mister Aronica farà la conta dei disponibili per inventarsi un 11 competitivo contro il Sorrento, che insegue un posto nei play-off. Ultima gara per Fischnaller in partenza con destinazione Ravenna. Difficile il recupero di Di Noia, confermato Stauschuk in attacco. 22 gennaio data da circoletto rosso anche per il Siracusa, deferito per il mancato pagamento entro la scadenza di stipendi e contributi. Situazione societaria complessa, ma il presidente Ricci non molla e spera in una miracolosa salvezza. Domenica gli azzurri ospitano al De Simone l'Audace Cerignola, in corsa per i play-off e privo dello squalificato Paolucci. Con la partenza di Molina alla Salernitana, Contini è l'unico superstite in attacco, insieme al giovane Arditi appena tesserato dal Catanzaro. È tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.